Buon pomeriggio, ben trovati a Sicilia Focus 24. I casi di cronaca sempre più spesso ci portano a parlare di violenza sulle donne, di violenza di genere. Oggi nel TG abbiamo raccontato l'ultimo drammatico episodio, quello di una ragazzina di 15 anni che si è suicidata a Piazza Armerina, e dietro a questo drammatico evento probabilmente c'è l'ombra del revenge porn. Ma noi oggi nel Focus di questo pomeriggio vogliamo parlare di quello che viene prima della violenza fisica, ovvero la violenza psicologica, l'amore tossico, le relazioni di dipendenza. Le relazioni tossiche è una condizione spesso sottovalutata ma molto diffusa e che può causare anche danni alla salute. Ne parlano i social sempre più spesso e a volte anche male, ne parlano i film, le serie TV. L'attore e regista Edoardo Leo in questo periodo è in giro nelle università italiane per parlare del suo ultimo film, L'Otello, Io non sono quello che sono. La serie TV Inganno è seguitissima su Netflix. Allora introduciamo così l'argomento e poi ne parliamo in studio. Ehi, che cos'hai? 15 secondi. E questo è il tempo necessario per cambiare ogni cosa. Mi dispiace tanto. Io no. Sono così innamorata di lui che io perdono pure sti scatti. Non mi credi? Difenditi dalla gelosia. È un mostro con gli occhi verdi che sputa su quello che mangia. Potrei essere tua madre. Ma non lo sei. Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto. Ma ti do 12 ore per sparire. Io non mi sono mai sentita così viva come ora. E allora lo abbiamo visto: inganni, manipolazioni, love bombing, amore tossico, dipendenza affettiva. Ad aiutarci a capire cosa significa essere in una relazione disfunzionale, oggi in studio con me c'è la dottoressa Silvia Pittera. Buon pomeriggio dottoressa. Buon pomeriggio. Psicoterapeuta relazionale di Catania, che ha creato una pagina che si chiama Oltre la dipendenza affettiva, che è molto seguita. Sfatiamo subito qualche mito, ma prima di sfatare i miti chiediamo alla dottoressa subito cosa si intende per amore tossico. Beh, per amore tossico si intende un amore che si ammala, però io non amo utilizzare la parola tossico insieme alla parola amore, perché sono due contraddizioni. Sì, è proprio un ossimoro. Non mi piace utilizzarlo perché penso che quando c'è un amore, ed è un amore vero, pulito, non può esserci tossicità. Se c'è tossicità parliamo di una relazione, quindi preferisco utilizzare la parola relazione insieme a tossica. Anche perché poi lo diciamo, le relazioni tossiche non sono solo le relazioni d'amore, No, perché le assolutamente. relazioni tossiche, la dipendenza affettiva si può instaurare anche in famiglia, con i genitori, con i figli, nel luogo di lavoro, nelle amicizie. È Sì. un vero e proprio, diciamo, status psicologico. Sì, si può dire infatti che chi poi si imbatte in una relazione tossica, disfunzionale, ecco, il mio termine preferito è disfunzionale. Ok? Chi si imbatte in una relazione disfunzionale spesso ha uno storico di relazioni in cui si evidenzia già qualche tratto di dipendenza. Già in famiglia, nelle amicizie, spesso quando si è ragazzini, e anche nel lavoro. Spesso. Ovviamente bisogna sempre andare a scavare, come si fa poi in psicoterapia, e per questo i terapeuti aiutano le persone. Si va a scavare nel proprio background, alle radici dei propri problemi, e poi andare, diciamo, in analisi. Sfatiamo anche questo mito, a parte che ormai è diventato anche di moda. Prima si era più reticenti nel dire vado allo psicologo, invece adesso per fortuna. In questo caso mi piace sempre dire che la psicoterapia è per chi è abbastanza sano, no? Da avere quel tipo di scambio così profondo.
non è per tutti. Cioè, se si è troppo compromessi a livello di salute psichica, ecco, poi lì subentra la psichiatria, no? C'è un altro ramo, però la psicoterapia è per i sani. E allora diciamo anche questo. Ricordiamo il numero di telefono, che è il 342 7455 005, se volete mandare i vostri messaggi da casa, fare le vostre domande o rispondere magari a qualche curiosità. Stavamo parlando di inganno, lo abbiamo visto, love bombing, amore tossico, abbiamo detto meglio parlare di rapporto disfunzionale, ma iniziamo subito con la prima slide a sfatare qualche mito, perché spesso quando si associano la parola amore con tossico e dipendenza affettiva, come abbiamo visto prima nella serie TV Inganno, si pensa ad una donna magari manipolata, illusa, una donna debole, fragile, e invece non è così il più delle volte, anzi delle donne forti, realizzate nella propria vita, abili in tante cose, possono cadere in questa trappola, è un loro tallone d'Achille magari. Assolutamente sì, direi che è proprio una di quelle cose che ci permette di capire che siamo di fronte ad una dipendenza affettiva e non ad una personalità in toto dipendente, è proprio il fatto che le dipendenti affettive, le donne soprattutto, sono delle donne estremamente competenti in tutte le altre aree della vita, molto autonome, indipendenti e realizzate, spesso anche ricoprono delle posizioni lavorative alte di rilievo. E questo succede perché c'è una storia familiare, un'infanzia tipica che vede proprio queste donne nella situazione di dover sviluppare tutta una serie di competenze nel tentativo di essere viste, di essere considerate brave, di essere amate nella famiglia d'origine, che le porta poi effettivamente a diventare molto brave in tutte le altre aree della vita. Però c'è questo tallone d'Achille che porta, diciamo, all'annullamento della propria persona per dedicarsi e perdersi in qualche modo anche nell'altro, no? Spesso si cade in queste trappole, sono delle vere e proprie trappole emotive. Sì, assolutamente, sono delle vere e proprie. Quali sono i segnali? I segnali sono diversi. Intanto tutte le relazioni che sembrano molto intermittenti, no? In cui l'altro un giorno è fantastico, meraviglioso, ti riempie di attenzioni, presenza, complimenti, e il giorno dopo è completamente assente, non risponde ai messaggi, è quindi freddo, le montagne è russe emotive. Ecco, direi che le montagne russe emotive, questa intermittenza nella relazione, è il primissimo campanello d'allarme. A seguire poi ovviamente cose più gravi, come possono essere delle vere e proprie svalutazioni, denigrazioni o delle richieste fatte in nome dell'amore, no? Allora, se mi ami, faccio un esempio, se mi ami non esci con le tue amiche che poi parlano male di me, che frequentano persone, brutti giri che a me non piacciono. Allora, se mi ami, fai quello che ti dico io, no? Quindi delle richieste sottili. Sottili, sì, in genere camuffate, no? Non lo dico perché non mi fido di te, lo dico perché non mi fido degli altri. Okay. Questo tipo di Quindi richiesta. abbiamo detto love bombing, spieghiamo anche che cos'è il love bombing, utilizziamo questi termini perché sono quelli che magari vi possono arrivare anche sui social. Cos'è il love bombing? Una fase, è la prima fase della relazione in cui il partner abbastanza disfunzionale eccede nelle dimostrazioni di amore, con delle cose anche molto eclatanti. Veramente potrei raccontare delle robe incredibili che mi hanno raccontato le mie pazienti in questi anni, però sono veramente degli eccessi, no? Quindi la donna si sente, la persona, che poi a volte può essere anche un uomo in realtà, non sono solo le donne, si sente la persona più importante del mondo perché non aveva mai ricevuto niente di simile. Tutte queste attenzioni. Certo, è perché sono veramente delle attenzioni eccessive, cioè l'altra persona c'è sempre, anche l'amore viene individuato insieme alla presenza. Allora, se c'è sempre vuol dire che mi ama, no? Ma se c'è sempre vuol dire che ti controlla anche, no? Quindi il controllo è l'altra parola da segnare. Sfumatura, ecco, diventa
così difficile. E poi dopo il love bombing, dicevamo, c'è partono le svalutazioni. La svalutazione. Sì, partono le svalutazioni e dapprima sono svalutazioni sottili, poi a seconda anche del soggetto che abbiamo di fronte che ti portano un po' a dubitare di tutto, ti portano a dubitare di te stessa, dei tuoi valori, di quello che sei stato nel passato, addirittura delle tue amicizie. persino di quello che percepisci, e c'è un altro termine in cui ci si imbatte spesso, che è il gaslighting. No? Dove appunto la persona dice tutta una serie di cose che fanno mettere l'altro in dubbio delle percezioni che ha. Cioè persino di quello che ha visto con i propri occhi a volte. Esattamente, sì, esattamente. E tutte queste sono, diciamo, tutte le fasi che si possono incontrare quando si incappa in una relazione disfunzionale. Sì. Spesso si accusa il narcisista patologico di essere, diciamo, il re delle relazioni disfunzionali, se lo vogliamo chiamare in questo modo, ma è anche vero che chi magari ha questo tallone d'Achille, chiamiamolo così, della dipendenza affettiva, ci può incappare con più facilità. Sì. Però un'altra cosa curiosa che secondo me da casa a casa potrebbe interessare, di cui non si parla sempre spesso in riferimento appunto alle dipendenze affettive, invito la regia a cliccare sulla slide 2, è come funziona il cervello, quindi l'aspetto biochimico del cervello innamorato che va in tilt completamente. Quando si dice mi sento rincretinito da questo amore, effettivamente è così. Perché, dottoressa? Esattamente, perché l'innamoramento è una condizione che si impossessa di tutto quello che succede nel cervello, quindi ci sono delle variazioni biochimiche anche molto importanti, c'è un'attivazione del sistema dopaminergico molto molto forte. Quando siamo innamorati, il sistema dopaminergico è quello della ricompensa, del piacere, che ci fa stare bene. Quindi la dopamina. La dopamina, sì, e anche delle molecole molto simili all'anfetamina vengono attivate e rilasciate, proprio all'anfetamina per composizione. Quindi quando si dice mi sento come drogato da questa persona, è vero, effettivamente, cioè, biochimicamente, quello che accade nel cervello, cioè biochimicamente. Succede proprio questo, si è drogati, perché c'è tutta questa attivazione, questa orchestra di ormoni che appunto interessano il cervello, e che danno benessere in quel momento al cervello, estremo, che si attivano insieme e fanno anche da cassa di risonanza per tutte le emozioni, ma non solo, attivano la sudorazione, il tremore, questa attivazione emozionale molto forte, non solo però. Quindi si dimagrisce anche. No, diciamo che non è il modo migliore per dimagrire. Molto innamorato non mangia, si chiude lo stomaco, però ecco, sconsiglierei. Ecco, diciamo che non è il modo migliore per mettersi a dieta, ecco, assolutamente. Risolvi un problema e poi te ne vai a creare un altro. Ovviamente noi scherziamo in questo caso, perché è anche il caso di prendere ogni tanto con un po' di leggerezza certi argomenti. Magari chi da casa in questo momento si sente interessato a questo argomento potrà sorridere e dire però cavolo, poi si sta tanto male, perché sempre a causa di tutto questo bombardamento e di tutti questi meccanismi biochimici che si formano all'interno del nostro corpo, si può arrivare addirittura ad ammalarsi. Già, sì, perché comunque l'altra persona, quando noi siamo innamorati, la idealizziamo molto. Questo succede sempre, succede anche se troviamo un partner estremamente sano, quindi non patologico, non disfunzionale. La idealizziamo perché nell'innamoramento le aree cerebrali, che sono i nostri lobi frontali, deputate proprio alla ragione, a farci ragionare, un po' si spengono. Si offuscano. Funzionano un po' meno, no? Quindi quando noi diciamo... E che succede se ti fanno una risonanza al cervello? Succede proprio che vediamo che c'è una minore attivazione di quelle aree lì. Dei lobi frontali, quindi assolutamente siamo cretini praticamente, un po' più cretini. In qualche modo possiamo dire che ci rincretiniamo quando siamo innamorati. Quindi questa è una spiegazione tecnica e scientifica, possiamo dire mi sono un po' rimbambito per amore. Esattamente, ma questo poi è anche quello che succede quando le amiche e gli amici ci fanno notare che l'altro magari non è così fantastico come lo stiamo vedendo, no? Noi non lo vediamo quando siamo innamorati, no, però ho incontrato la persona più bella del mondo, migliore del mondo.
E sono gli altri a farcelo notare. E questo mi riconduce sempre, rifacendoci alla copertina che vi ho mostrato prima, al film, anche questo Campioni di incassi, adesso non ricordo il titolo, comunque il primo film della clip che abbiamo visto, in cui lei incontra quest'uomo bellissimo, si innamorano stando insieme, e poi però inizia ad uscire, diciamo, la vera natura di quest'amore. Successo, vedi, ci sarà qualcuno innamorato anche in regia, perché è partito è partito una musichetta, ed è così in fondo. In diretta. Comunque poi arrivano i problemi, perché magari quella persona si dimostra per com'è e inizia anche la violenza fisica, non solo quella psicologica, ma quando si è dipendenti affettivi, quando si è in una relazione di dipendenza, ecco, lo stiamo vedendo grazie dalla regia innamorata, si può arrivare poi, si può passare dalla violenza psicologica a quella fisica? Cioè può essere il preludio? Sì. Assolutamente sì. Può essere il preludio, nel senso che comunque la dipendenza affettiva spesso prepara il terreno perché avvengano poi tutta una serie di violenze che a volte sono delle violenze soltanto, tra virgolette, psicologiche. Dico soltanto perché sono devastanti, cioè possono portare veramente la persona a sviluppare disturbi sia psichici sia anche fisici, psicosomatici, anche molto importanti, e alcune volte, ahimè, diventa violenza fisica. Quindi facciamo attenzione ai segnali, a tutti questi segnali di cui stiamo parlando ora con la dottoressa Pittera. Noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, ma ritorniamo tra pochissimo e continueremo a parlare di questo argomento, l'amore tossico. Ritorniamo in diretta su Telecolor, stiamo parlando di amore tossico, dipendenze affettive, rapporti disfunzionali con la dottoressa Silvia Pittera in studio con me. Parlavamo appunto della dipendenza affettiva, lo abbiamo visto anche nella nostra copertina, ma come funziona? Sempre più giovani, almeno quello che vedo anche sui social, da quello che succede anche dai fatti di cronaca, sembrano amare il ragazzo malessere, quindi parliamo dei giovanissimi, della generazione Z, dei quindicenni, dei ventenni. Alle ragazze piace il ragazzo malessere, le ragazze accettano la gelosia anche eccessiva, perché un po' di gelosia va bene, ma quella eccessiva, la possessività, magari al limite dell'ossessione del ragazzo, e questa gelosia se ne fanno anche un vanto. Già, la generazione Z, la Gen Z come viene chiamata ormai più spesso, è una generazione che ha, secondo me, per quello che io vedo, diciamo, tra i miei pazienti, quindi nella pratica clinica di ogni giorno, che ha grossissime difficoltà con le relazioni intime, profonde. Perché? Probabilmente perché non sono abituati a relazionarsi, perché vivono tramite uno schermo. Non solo, questo aspetto sicuramente c'è ed è forte. Le relazioni in generale sono più liquide, ma questa non è una novità, diciamo. Però io credo che ci sia anche una problematica relativa ad una sorta di ipernutrizione che hanno avuto questi ragazzi quando erano bambini, no? I figli oggi sono spesso considerati la parte centrale della vita di una persona. Prima non era così, non era assolutamente così. Prima si diceva ai bambini che i genitori gli volevano bene. Adesso i figli sono amati, no? E questa centralità, questo avere tutto, poter sperimentare tutto, essere al centro di tutto, questo ipernutrimento, come tutto quello che è iper non aiuta alla lunga. Quindi rende i più giovani poco avvezzi ad avere a che fare con l'intimità dell'amore. E quindi a storpiarlo molto. O anche ad accettare un rifiuto. Anche ad accettare un rifiuto, perché sono stati abituati bambini ad essere sempre super amati. Esatto, questo è un problema generazionale. Donne che oggi hanno 50 anni o 60, insomma quell'altra generazione lì, che è anche quella abbastanza rappresentata tra i miei pazienti in studio, sviluppa una dipendenza affettiva che ha delle connotazioni diverse rispetto a quella che sviluppa un giovane della Gen Z adesso.
A quelle donne lì, quando erano bambine, è stato insegnato a non disturbare troppo, perché comunque c'erano in famiglia delle cose più grandi, più importanti di cui occuparsi. Quindi spesso ci sono queste infanzie in cui la sensazione è quella di non essere state viste abbastanza nei bisogni emotivi più interni, più intimi. E questo non essere stati visti, questo sguardo, no? Che non è stato mai abbastanza, viene ricercato nell'altro in si maniera vuole colmare. Sì, nell'altra persona, no? Quindi si è disposti a stare in una posizione anche molto down, pur di, no? Quindi Farò a la ricevere brava. le briciole, diciamo, in questo modo. Esatto, la questione è questa: farò la brava, così l'altro finalmente si accorgerà di quanto sono brava e mi amerà. Questa roba qui tra le nuove generazioni non c'è, perché in genere, ovviamente con le dovute differenze, perché la psicologia non è una scienza esatta, però ecco, questo nelle nuove generazioni non c'è, perché sono generazioni dove invece è stato ricevuto troppo amore, troppa attenzione, troppa centralità. Quindi diciamo che lo stesso problema parte da una base diversa, in base alle generazioni. Esattamente. Ma lei come lo vede sempre nelle giovani generazioni il fatto che le ragazze soprattutto accettino la gelosia eccessiva e se ne facciano magari anche un vanto del proprio fidanzatino? Penso che c'è bisogno di sentire molto. Di sentire emozioni molto forti, perché quando hai avuto tutto, tutto si appiattisce. Quindi poi la ricerca è di una emozione, di una sensazione molto forte. E poi grandissime storpiature, diciamo, dell'idea di amore, che vengono da anni e anni di cattiva cultura, di cattiva educazione sentimentale, hanno sicuramente portato a tutto questo. E qui non parliamo più di patriarcato, perché non è questo l'argomento, o c'entra ancora? La donna comunque rimane sempre relegata in quel ruolo? Ahimè, c'entra sempre, c'entra ancora, nel senso che comunque è un problema. Un problema culturale che comunque ci portiamo dietro, esatto. Anche le nuovissime generazioni. Anche le nuovissime generazioni. Perché quello che salta più all'occhio è che dopo anni e anni di femminismo, di lotte appunto per la conquista dei propri diritti, adesso arrivano le ragazze e dicono sì, io devo chiedere il permesso per uscire al mio fidanzato, per vestirmi o per frequentare le amiche. Ahimè. Cioè significa spazzare via anni di conquiste. È cambiato il carceriere. Però il carcere c'è ancora. Benissimo, allora siccome siamo in chiusura cerchiamo di capire sempre brevemente, poi ovviamente magari potete seguire la dottoressa nella sua pagina dove continuerà a parlare di questo argomento, come uscirne, qual è la chiave per uscirne, il no contact si chiama così? Nessun contatto? Allora, il no contact è una delle strategie. Io dico sempre che non bisogna farlo da soli, meglio se in terapia, perché la dipendenza affettiva ha delle radici molto profonde, quindi in terapia probabilmente si fa un lavoro veramente serio, no? Di comprensione e di apprendimento di nuovi modelli relazionali. Il no contact va bene quando però te lo dice il terapeuta, perché altrimenti diventa una strategia contromanipolativa. Mi nego in modo tale che tu dall'altro lato poi mi vieni dietro, mi vieni a cercare. Allora siamo nel pieno della dipendenza affettiva, ok? Il no contact ci vuole perché il cervello deve disintossicarsi e lo può fare come una droga. Esatto, lo può fare solo se sta lontano dallo stimolo, come per qualsiasi altra droga, ok? L'altra persona è come una sostanza stupefacente, non mi posso disintossicare da nulla se continuo a farne uso. Certo. Però, ecco, non deve diventare una contromanipolazione. Benissimo, allora possiamo dire sei la mia sostanza stupefacente in questo caso. Grazie dottoressa, purtroppo il nostro tempo è finito. Grazie ovviamente mille. vi invitiamo a rivedere la puntata se volete sulle nostre pagine del sito La Sicilia Web e a seguirci nei prossimi giorni, nei prossimi appuntamenti del Focus. Grazie dottoressa Pittera, alla prossima, arrivederci a tutti.